Rieccoci, allora abbiamo 10 minuti meno forse di trasmissione. Mi diceva Elisabetta con la Jessica, che sono gli assistenti che sono in redazione, che stanno lavorando, che ci sono 3 o 4 telefonate, 3 telefonate mi sembra, ci sono molti messaggi, noi cercheremo di passarne, quelle che non riusciamo ovviamente a passare le faremo la settimana prossima, promesso, però se siete rapidi voi e anche il sindaco cercheremo di farle passare tutti. Prego, la prima telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono Carlo e chiamo dalla zona Arcella. Carlo, se chiedo gentilmente, non è educato, però chiedo rapidità perché ne abbiamo molte altre, prego. Sì, velocissimo. Buonasera signor Sindaco, buonasera. Volevo chiedere una cosa. Io giro tantissimo in auto e da quando avete riaperto il cavalcavia della stazione lo utilizzo per fare da Piazza Mazzini verso zona Arcella. Per comodità e perché mi abbrevia la strada per tornare a casa. Volevo chiedere se c'è un modo per poter sincronizzare o temporizzare in un modo più efficiente i semafori, perché molto spesso si forma una coda lunghissima in attesa che passi il tram, ma il tram passa un bel po' di tempo dopo magari, quindi il rosso dura tantissimo o magari il verde dura il tempo che passino 2 auto e crea un traffico incredibile. Grazie, prego sindaco. Sotto lì personalmente 3 volte e ho notato la stessa cosa. Ho chiesto a chi di competenza ai tecnici di provare a modificare questa situazione e stanno già facendo il lavoro, se qualcuno passa ha già visto, non è detto che sia risolutivo. Il problema è nato quando abbiamo riaperto Ponte Borgomagno di 2 sensi. Ci stiamo lavorando e se entro venerdì di questa settimana non troviamo una soluzione, torniamo come era prima. Telefonata, sentiamola, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Paolo da Ponte Barozzo. Prego Paolo, rapido anche lei gentilmente. Sì, volevo segnalare al sindaco che la pulizia delle strade prende le strade principali e non i vicoli, che però sono sempre strade pubbliche. Io l'ho segnalato all'ufficio Tari e l'ho segnalato anche al suo ufficio sindaco, però nessuno mi risponde. Che zona si riferisce? Ponte Barozzo, io sono in via Piovene. Via Piovese dice praticamente che viene pulita la strada principale, le laterali, quelle minori, non vengono pulite, se può adoperarsi perché vengano pulite anche queste. Mi sembra di aver capito giusto, vero? Esatto. Perfetto. Grazie sindaco, si risolve anche questo problema, vuole rispondere? Sì, mi sembra strano questa cosa qua, però verifico, è giusto, ha diritto. La pulizia è un diritto dei cittadini. Perfetto, telefonata, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, pronto, buonasera, sono Paola da Padova. Non ho capito da dove? Padova? Vuole la zona? Sì, è la zona, sì. Sì, la zona certo, Chiesa Nuova. Chiesa Nuova, prego Paola, signora Paola. Allora, l'asfaltatura di Padova è quello che è, abbastanza disastrata, ma soprattutto anche in zona Chiesa Nuova, via Vicenza, parlo anche delle vie principali. Signor Giordani, ma riesce, va qualche volta al cimitero, quella rotonda è impraticabile, non solo la rotonda ma tutta la via, il ponte del Bassanello, veramente è una cosa pazzesca l'asfaltatura di Padova. La domanda, perché siamo in chiusura, grazie. Allora, asfaltatura che non si può più muoversi con nessun mezzo, il fatto dei cassonetti, forse erano meglio i cassonetti perché adesso ce li abbiamo in ogni condominio, l'immondezzaro che abbiamo speso anche 10.000 euro e poi il fatto di questi bar che fanno musica fino a mezzanotte, insomma uno vorrebbe anche dormire alle 11. Grazie, arrivederci, buonasera. Sindaco vuole rispondere, quell'erba della rotonda del cimitero, poi dice che ovviamente i bar fanno un po' di confusione a mezzanotte. Fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte, che i cassonetti hanno, praticamente sono in ogni palazzo, mi sembra di aver capito. A Chiesa Nuova? A Chiesa Nuova ha detto, sì.
Allora, l'erba, spero che intervengano, me ne sono scritto. I cassonetti sono pieni? Non ho capito. No, lei dice che ce ne sono troppi, in ogni palazzo ce n'è uno. Mi sembra di aver capito questo ragionamento, non so se ho sbagliato. A Chiesa Nuova. A Chiesa Nuova, di Chiesa Nuova, ha parlato di Chiesa Nuova. No, chiedo venia anche alla nostra cittadina se non ho capito bene, ma mi sembra che sia questo il motivo di quello che stava dicendo. Mi do da fare controllo, onestamente non so, a me non pare questo, però non è che passo il giorno a chiedere che sia chiaro, ma quando passo non mi sembra sia assolutamente male, però ripeto, domani controllo, faccio controllare. Credo che abbiamo un'altra telefonata prima di chiudere, vediamo, siamo stati davvero rapidissimi, chiedo scusa ovviamente a chi ha chiamato e anche se abbiamo risposto frettolosamente perché siamo in chiusura di trasmissione, ne abbiamo già risposte a molte, abbiamo ancora molti messaggi da leggere, sicuramente non accontenteremo tutti. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono Zampini Michele. Abito in via Domenico 40 a Mortise, Padova. Prego. E volevo chiedere al signor Sindaco questo, se gentilmente si prende nota, è dal 1997 che abbiamo fatto richiesta per avere le barriere antirumore, perché sopra le nostre case c'è la SR 308, ok? Abbiamo dal 97 anche tramite il difensore civico che abbiamo chiesto tutto quello, le barriere antirumore, perché la situazione è molto pesante. La segreteria del vice sindaco è informata ormai da anni e vorrei che una volta per tutte ci rispondeste per l'installazione di queste barriere. E ripeto, la documentazione che ho inviato è dal 1997 del difensore civico di Padova. Perfetto, è stato molto chiaro. Sindaco vuole rispondere? Domani controllo come assessore Michalizzi, se è di nostra competenza, penso volentieri non sono di nostra competenza, diventa difficile, però penso è stato molto preciso. Richiamerò e darò risposta. Perfetto, allora richiamerà anche l'ultimo cittadino, il sindaco, e darà sicuramente una risposta. Siamo in chiusura, chiedo scusa se non passeremo altre telefonate e messaggi, davvero il tempo purtroppo è corto e quindi anzi dobbiamo chiudere, quindi lo faremo però sicuramente martedì prossimo con il sindaco rispondere. Ringrazio il sindaco, grazie di essere stato con noi. Grazie a chi chiama, perché è un diritto, sicurezza, pulizia. E tutto quello che consegue rispetto agli altri è una cosa fondamentale. Io penso che Paola non sia messa male, però possiamo fare meglio. E con l'aiuto di chi telefona cerchiamo di risolvere i problemi. È stato molto, molto chiaro, grazie Sindaco, buona serata. Buona serata anche ai nostri telespettatori e ovviamente seguite la nostra programmazione con l'informazione di TV7 Triveneto, il telegiornale e poi la programmazione serale. Buona serata.